Via Podgora, via Podgora, via Podgora, via Podgora. Gallas mi piaci! Via Podgora, via Podgora. All night long. Via Podgora, via Podgora. Gallas mi piaci! Vergognosissimo! Allora, l'amore, non l'amore in camera, a un certo punto, io amore, senti che mio marito, tipo va dentro l'armadio, tac! Questo va dentro l'armadio, sento dentro l'armadio, ho detto buio, e senti che buio che fa qua, ma tu chi sei? Senti, io ho questo guanto da baseball, lo vendo, no ma a me non mi interessa, no, ma io lo vendo perché sennò io dico tutto a mio papà, e porca puttana, ma quanto lo vendi? 100 euro, porca puttana, 100 euro. Settimana dopo sempre facevano l'amore, a un certo punto, Dio mio marito, vai dentro l'armadio, che buio, che buio, ma chi sei? Sono il figlio, io ho questa maglietta della Nike, la vendo, sì ma a me non mi interessa, no, ma io la vendo perché se no dico tutto a mio papà, e quanto la vendi? 200 euro. Zitto però, siamo così con il papà torna all'inizio bambino, andiamo a giocare a baseball, non ho più il guanto, ma com'è? L'ho venduto, 100 euro, come l'ho venduto 100 euro? Era anche vecchio, rovinato, e l'ho venduto, boh, metti la maglietta di Nike, no, l'ho venduto a 200 euro, no, ma allora, ma chi? L'ho venduto a uno, e così, ma no, sei vergognoso, hai venduto quella roba lì, no, non va bene, sei una truffa, non va bene, vai a confessarti. Via a confessarti, arriva in chiesa, lì confessarti, apre, tac, entra dentro il confessionario, a un certo punto il bambino fa, ma che buio qua, frutto, vonde la piccogliosca, Via Podgora, via Podgora. Via Podgora, via Podgora. Gallas mi piaci! Via Podgora, via Podgora. All night long. Via Podgora, via Podgora. Gallas mi piaci! Vergognosissimo!